Coach Stefano Micoli, una vittoria bellissima, una domenica perfetta per la SEAP Dalle Cardillo Aragona che piega nettamente 3-0 il Sassuolo. Cosa è successo oggi? Ma niente, hanno applicato quello che fa nell'allenamento, quindi sono stati un po' più costanti del solito, quindi è una vittoria completamente meritata e una dedica proprio di cuore alle ragazze, un grande grazie. Coach, è notizia che lei lascerà la SEAP Dalle Cardillo Aragona, la sua ultima panchina questa sera va in Serie 1, quindi per lei un treno che non poteva non prendere. Sì, tra i vari pensieri e le varie molle che mi hanno fatto scattare la decisione è stata anche questa. È un treno che non passerà più nella mia carriera perché all'età di 54 anni la devo cogliere. Devo dire un sentito grazie a Nino Di Giacomo, al presidente, che non ha posto ostacoli, anzi è persino contento della possibilità che ho e la mia stima va verso di lui, lo ringrazio. Chi Aragona lascia e com'è stata questa esperienza sulla panchina dell'Aragona? Non è sempre stata rose e fiori, abbiamo avuto grosse difficoltà, perdite di personaggi, di staff, di giocatrici, mi ci metto anch'io, difficoltà in allenamento, condizioni ambientali un po' difficili in palestra, sono tutte cose che non tiro fuori adesso, però adesso che viene bello me ne vado, proprio sul più bello, va bene. Caracuta, partita perfetta della SEAP Dalle Cardillo Aragona che piega nettamente 3-0 il Sassuolo. Guarda, sì, hai detto tutto, già in 3 parole hai detto tutto. È stata una partita veramente perfetta, io sono veramente fiera del lavoro che è stato fatto oggi, perché anche in momenti di difficoltà oggi si è vista la vera squadra. Io prima della partita avevo chiesto alle ragazze di iniziare questo percorso di nuovo insieme, tutte insieme, soprattutto in questo momento di difficoltà che abbiamo comunque gente ancora non disponibile, e oggi ho visto veramente quella risposta dalla squadra che volevo io e che volevamo tutti, quindi non posso che essere soddisfatta e fiera di quello che è stato il risultato di oggi. Che partita è stata? È stata una partita ad altissima intensità, siamo state bravissime a bloccare da subito i loro punti forti, sfruttare i loro punti deboli, e da lì è andata la partita, quindi quello che posso dirti sicuramente c'è stata altissima intensità, ma non abbiamo avuto paura, e questo è stato fondamentale oggi, perché in altre partite probabilmente la paura ci ha un po' frenate per riuscire a fare quel passo in più. Oggi siamo state perfette anche in quello. Questi 3 punti che valore hanno, che importanza hanno anche in vista della gara di mercoledì contro il San Giovanni Marignano? Ma sono punti che fanno non solo morale, ma ci voleva, perché ora a fine campionato bisogna racimolare quanti più punti possibile e giocare ogni partita con l'idea di prendere punti, quindi sono punti fondamentali, come ho detto prima, per il morale e per la classifica, quindi ora pensiamo a mercoledì e niente. Se giochiamo sempre così sicuramente potremo toglierci le soddisfazioni. Coach, come spiegare questa sconfitta del Sassuolo, soprattutto la prestazione della sua squadra? Sicuramente non all'altezza. Assolutamente non all'altezza, e bravi alla squadra avversaria, perché loro hanno fatto, come ho detto alla mia squadra, guardate che se pensiamo di andare a fare una gita faremo una brutta figura, perché secondo me al di là della classifica questa è una squadra che gioca, ha una sua identità, fa delle cose bene, avevamo preparato le cose che avete fatto, ma quando una squadra va in gita è difficile giocare a pallavolo. Noi abbiamo questa pessima abitudine di andare in trasferta al mare pensando di andare in gita scolastica, e quindi poi in campo alle prime difficoltà non riusciamo a reagire, che di solito invece siamo una squadra abbastanza tosta, che combatte, che sa stare in campo, che può anche perdere, ma ha capacità di sofferenza, di star lì a giocarsi il punto. Quando veniamo in gita al mare non riusciamo tanto a reagire bene. Oggi si è visto la squadra che piano piano è franata proprio a livello di lucidità più che altro. Cosa è mancato oggi alla sua squadra? Tutto. Penso che la ricezione ha avuto percentuali imbarazzanti. Il pareggiatore non era lucido, la nostra bomber oggi non funzionava, perché chiaramente noi abbiamo l'attaccante più forte del campionato, ma a 18 anni ci sta che magari non sia in giornata e tutto il contesto non ha funzionato, quindi diciamo è saltata lei, è saltata la Rice, il palleggiatore non ha fatto le scelte giuste. Ognuno, diciamo che siamo stati bravi, compreso l'allenatore, lo mettiamo per primo, che forse gli ha fatto vivere troppo la gita. Nessuno di noi è riuscito a mettere qualche correttivo che con il nostro potenziale fisico e tecnico potevamo, non dico vincere, ma già il secondo set l'avevamo recuperato, eravamo lì per chiuderlo e siamo riusciti a perdere in maniera imbarazzante. Tutti ci abbiamo messo del nostro, come siamo stati bravi.